E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, non so se ci avete fatto caso, perché in effetti l'evento è passato molto più inosservato rispetto al solito, ma oggi c'è stato il discorso sullo stato dell'Unione, no, non quello serio, non il discorso del presidente americano, il discorso sullo stato dell'Unione Europea di Ursula von der Leyen. Dico oggi, ma in realtà la Presidente della Commissione è sembrata veramente parlare da un altro spazio, da un altro tempo, da un altro mondo. È stata una sensazione straniante, tant'è che gli stessi giornaloni eurolirici che fino all'anno scorso avrebbero fatto le aperture, avrebbero strombazzato, le agenzie avrebbero rilanciato 827.000 virgolettati della Presidente, ebbene tutti i media mainstream l'hanno tenuto bassissimo, non lo trovate neanche al momento nelle home page, perché mentre Ursula fa il predicozzo, deflagra la guerra in Medio Oriente, c'è la crisi gravissima dei droni russi che hanno sconfinato in Polonia, la Polonia si sta consultando con la NATO, ovviamente non con gli euroburocrati, c'è la grande guerra commerciale sullo sfondo, c'è l'ancor più potenzialmente definitiva scontro finale tra i due giganti America e Cina, tra il mondo occidentale e il mondo riunito a Pechino che ha lanciato la sua offensiva. Insomma, mentre la geopolitica bolle e ribolle, la storia avanza, von der Leyen è sembrata veramente consumare un rito stanco, stantio, vecchio, terribilmente vecchio, prima ancora che, a nostro giudizio, errato nei contenuti. Non ripercorreremo infatti i singoli contenuti del suo discorso, che sono sostanzialmente il consueto mischione di ideologia, diciamo un po' gretina a ricordare il Green Deal, e di retorica, diciamo di grande tenuta dell'Europa su quei dossier che invece la vedono totalmente esclusa. Andiamo solo a riferirvi la frase chiave della sua replica durante il dibattito all'Europarlamento, perché dà proprio l'idea della scissione ormai dalla realtà di costoro e della Commissione e dell'euroburocrazia rispetto alla storia che si sta facendo di minuto in minuto. Non ci può essere dubbio sulle sfide che abbiamo di fronte. Un'altra cosa è chiaramente emersa da questo dibattito. L'Unione Europea è capace di agire. L'Unione Europea è capace di agire totalmente fuori dal dossier medio orientale, assolutamente balbettante sul dossier che la riguarderebbe in primis, cioè la guerra alle sue porte tra Russia e Ucraina e la crisi dei droni in Polonia, totalmente incapace di dare le carte della guerra commerciale globale. L'Unione Europea è capace di agire. Capite che a quel punto dovevano entrare due robusti infermieri e nell'interesse della signora von der Leyen, ci mancherebbe, condurla dove può essere aiutata per riconnettersi con la realtà, insomma. Comunque ha insistito, ora dobbiamo sviluppare l'urgenza di agire. Se restiamo uniti possiamo creare le condizioni per la prosperità. No, se restiamo uniti nel senso, se restiamo aggrappati al Moloch burocratico e dirigista di questa Unione Europea, replicheremo esattamente le condizioni che hanno messo seriamente a rischio, se non ormai stanno debellando, la prosperità sul continente. Basta guardare lo stato politico-economico delle due ex locomotive, la Francia, che ormai pare una tetra e surreale enorme Grecia, e la Germania di appunto nazione d'origine di Fra Ursula, la quale poi ha proprio, come dire, insistito nel suo essere attaccata a un passato che sta passando. L'unica maggioranza che può fare qualcosa per gli europei è una maggioranza pro-UE. Ecco, una maggioranza pro-UE è esattamente quello che non ha fatto gli interessi dei popoli europei negli ultimi lustri, e ormai agli atti, visto che totem ursuliani come il Green Deal hanno di fatto fatto saltare intere, importantissime e fino a ieri diciamo saldissime filiere economiche continentali, l'automotive, tutto l'indotto che ne deriva,
ma qualunque azienda poi che è stata sottoposta al carico burocratico green folle, quello non ha fatto gli interessi degli europei. Ma a cascata qualunque dossier, perché era errata l'impostazione, e Ursula ci sta dicendo che lei è pronta a replicare l'impostazione, tant'è che ha invitato l'Aula a concentrarsi non su quello che ci divide, ma sulla nostra casa europea, su quello che ci unisce. Anche qui bisognerebbe scandagliare le parole, perché se, come è evidente, l'invito è concentrarci sulla nostra casa europea, cioè su quest'Unione Europea, su questa gabbia burocratica e su questo superstato, come diceva la signora Thatcher, è esattamente quello che non bisogna fare. Piuttosto, come diceva la signora Thatcher, bisognerebbe tornare a un'Europa plurale, dove la pluralità degli approcci, delle culture e anche delle economie che collaborano tra di loro in una competizione collaborativa è un valore, non in un'unione che livella, che uniforma, che addirittura cala ideologie dall'alto sul corpo concreto delle economie, delle vite dei popoli europei. Ci servirebbe quell'Europa lì. Quell'immagine, se volete, che ha usato recentemente Matteo Salvini dicendo stavamo meglio quando c'era l'ACE. Certo, perché questa casa euroburocratica e eurodirigista non c'era ancora. Vi invito, se volete, a fare questo esperimento, un vero e proprio cortocircuito temporale, ad andare a rivedervi tutte le singole uscite oggi di von der Leyen. Sta di fatto che ancora prima che un'immagine inquietante dava un'immagine triste, sembrava parlare per conto di un ente, una realtà, un progetto vecchio, in arretramento se non escluso da qualunque dossier chiave, e che deve rassegnarsi a essere superato dalla storia. Grazie a tutti, a domani.